passato un anno da quella terribile notte tra il 5 e il 6 ottobre 2024, quando Sammy Basso, il giovane ricercatore attivista che aveva dedicato la sua vita alla ricerca per la cura delle malattie rare, a cominciare dalla progeria, patologia da cui era affetto, se ne andò. Un anno lungo, difficile, soprattutto per le persone che lo avevano conosciuto e amato, per i genitori, Laura e Amerigo, che mai, nonostante l'enorme dolore per la perdita del loro figliuolo, hanno perso di vita l'obiettivo che lo scienziato, scomparso a soli 28 anni, voleva raggiungere. Ma soprattutto hanno tenuto fede alla sua richiesta, vergata nero su bianco su quella indimenticabile lettera letta dal vescovo durante il rito funebre: ricordandomi fate festa. E così è stato il concerto dei Beat Matrix al Palo Broker di Bassano in onore di Sammy, dedicato ai suoi amati Pink Floyd, Wish You Were Here, e per un attimo lui era lì, in un palazzetto gremito. È stato bello, perché è stato un modo molto bello, come piaceva a Sammy, proprio di ricordare lui facendo festa. Un anno dalla scomparsa, cosa c'è oggi? Allora, c'è ancora tanto vuoto qua a casa, quello sì, perché lui riempiva, energia pura, però abbiamo tanto, ci ritorna tanto dell'amore che lui ha dato. Sammy fisicamente non è più qui, però si è creata una grande famiglia d'anima, figli e figlie d'anima, possiamo chiamarle così. Tantissime, veramente. Ci siamo accorti di quante relazioni aveva Sammy e continuava a sostenere, dunque tutte riescono ancora ad ora a sostenerci, a voler essere presenti, a voler continuare a far parte di questa grande famiglia. E questo è veramente un grandissimo aiuto. Se Sammy avesse visto il concerto, cosa avrebbe detto? Che roba, tanta roba, Tusi.